Si chiama Elisa Molettieri, ha 21 anni, è di Udine ed è Miss Friuli Venezia Giulia 2021. L'elezione sabato in Piazza Libertà a Udine, in diretta su Telefriuli, e proprio in questi studi è iniziato il percorso che l'ha portata sabato all'incoronazione, perché Elisa Molettieri proprio qui ha ricevuto la fascia di Miss Telefriuli. Elisa è qui con noi, grazie intanto per essere con noi. Com'è la situazione? Quali sono le emozioni con questa corona, con questa fascia indosso? Beh, sicuro delle emozioni fortissime e è stato qualcosa di inaspettato perché io davvero ero incredula e quindi ero contentissima e quindi non vedo l'ora di proseguire con il mio percorso e andare avanti e speriamo che vada tutto bene. Che cosa ti ha spinto a decidere di metterti in gioco con questo percorso, questo concorso, insomma, che in Italia vuol dire tantissimo? Beh, allora io fin da piccola guardavo questo concorso con i miei genitori e pensavo sempre che magari in un futuro potessi essere io come quelle ragazze e magari poter andare in TV, poter essere vista da tantissime persone. Così quando ho avuto l'occasione di poter partecipare alle selezioni ho detto proviamoci ed è andata bene, quindi sono contenta. Assolutamente, la prima selezione già l'anno scorso, ma magari di questo parleremo dopo. Parliamo di questa stagione così interessante per te, ricca di soddisfazione e anche di emozione, come ci stai raccontando. Dicevamo che tutto è partito proprio da questi studi qui a Telefriuli, dove c'è stata l'elezione di Miss Telefriuli, quindi questa sfilata davanti alle telecamere, quindi in televisione. Adesso pregherei la regia di proporci un contributo. Andiamo a vedere come Elisa si è presentata qui negli studi di Telefriuli. Mi chiamo Elisa, ho 21 anni e vengo da Udine. Nella vita sono una studentessa all'Università di Udine e faccio economia. Abbiamo visto allora queste immagini che si riferiscono alla serata che ti ha visto indossare la fascia di Miss Telefriuli, un po' all'inizio del percorso. Ero tesissima. Tesissima. Adesso che mi rivedo ero tesissima. Quindi. Ecco, com'era anche l'atmosfera che si respirava dietro le quinte, nel backstage, anche con le altre ragazze quella sera? Sì, beh, abbiamo comunque legato tutte ed eravamo tutte in tensione, tutte magari ad aiutarci con i vestiti, con il trucco, quindi comunque si è creato anche un bel ambiente. Quindi in un certo senso sì, un po' di ansia, un po' di adrenalina, però anche un ambiente in cui si stava bene, ci si aiutava e è piacevole comunque, anche se siamo concorrenti, quindi... Si crea comunque gruppo, spirito di gruppo in quelle occasioni. È stato così anche sabato scorso? Beh sì, anche se eravamo molto di più rispetto alla selezione, però sì, è stato così anche sabato. Sì. E poi tutto si è svolto davanti alle telecamere. Normalmente insomma queste selezioni, queste passerelle avvengono all'aperto, nelle piazze. Poi insomma sappiamo che la pandemia ci ha costretto da un lato a fare scelte diverse, ma insomma si sono trasformate anche in nuove opportunità, perché comunque arrivare in televisione già all'inizio del percorso è interessante. Ovviamente incrociamo le dita, speriamo che sia di buon auspicio. Andiamo a vedere il momento in cui, tornando proprio alla selezione di Miss Telefriuli, c'è stata l'assegnazione della fascia. Ora sarà ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia Elisa Molettieri con il numero 6, lei arriva da Udine. Elisa, eccola. Paola, ti chiedo di rimanere qui con noi per il finale. È l'emozione Miss Telefriuli. Grazie amici per averci seguito e ci vediamo molto presto, sempre qui su Telefriuli. Ciao! Che effetto ti fa rivederti? Bellissimo, ero davvero contentissima e rivederlo è sempre una bellissima emozione. Che cosa ti hanno detto a casa dopo quella prima fascia? Beh, erano tutti felici e tutti mi hanno sostenuto fin da subito, i miei familiari, i miei amici e tutte le persone che comunque conosco e con cui parlo, vedo ogni giorno. Quindi mi hanno davvero tutti sostenuta.
È sempre bello. Raccontaci qualcosa in più di te. Abbiamo detto che studi all'università. Sì, studio economia all'università, sono iscritta a Udine e tra poco mi laureo, infatti mi mancano pochissimi esami per la laurea che sosterrò probabilmente a marzo e poi vorrò fare un tirocinio, penso all'estero. Dopodiché invece farò una magistrale. Devo ancora decidere bene dove, voglio un po' schiarirmi le idee e capire. E quindi questa esperienza all'estero immagini ti possa dare Sì, qualche anche per spunto? Sì, assolutamente, sì, Ecco, era quello l'obiettivo. E come ti vedi? Che professione ti piacerebbe svolgere? Voglio ancora capire perché ho tantissime idee in testa e voglio capire quello che ho studiato in maniera teorica, se nella pratica mi piace allo stesso modo oppure se è qualcosa di completamente diverso, quindi è tutto da capire. È tutto da capire, certo. C'è sicuramente ancora molto tempo, ma le fasce che hai indossato, la corona che porti in testa, in qualche maniera ti portano a pensare ad una strada diversa, magari complementare anche a quella... Non si sa mai. Vediamo la vita cosa mi riserva, non si sa mai. Io ovviamente poi tutte le opportunità che avrò ci ragionerò su e vedrò cosa fare. Non mi limito. Mi sembra assolutamente giusto, anche insomma c'è una fascia, un titolo ottenuto appunto, che va festeggiato e appunto lo indossi da poco. Allora direi di tornare proprio in Piazza Libertà a Udine per questa selezione che si è svolta appunto in diretta su Telefriuli sabato scorso nell'ambito di Friuli Doc. Anche qui una vetrina davvero molto importante. Questo vi ha messo ulteriore tensione, ulteriore agitazione? Sì, un po' sì, assolutamente, anche perché era durante Friuli Doc, quindi era pieno di gente, poi comunque era Udine, la mia città, quindi io giocavo anche in casa, quindi sì, sapevo che era diverso rispetto alle altre volte, che dovevo davvero dare il massimo, ecco. Andiamo allora a rivivere le emozioni di Piazza Libertà. Miss Friuli Venezia Giulia 2021 è la concorrente numero... lo so che potremmo sforare, però 24 Elisa Molettieri di Udine. Elisa è Miss Friuli Venezia Giulia, riceve la fascia. Puoi toglierti la mascherina se vuoi, adesso sì, prendi la corona dal suo scrigno, indossala e a questo punto, con una canzone che ha scelto Roger, fai la passerella, vai, Miss Friuli Venezia Giulia e Elisa Molettieri. Però a questo punto la Paola mi sta facendo capire che c'è un ripescaggio, esatto. E allora? Bellissimo, questo è il più bello di tutti, assolutamente. E poi è divertente che quando hanno detto il mio numero, io a una certa ho pensato, Dio, ma sono io il 24, sono davvero io, cioè non ci credevo, mi sembrava strano. Chi c'era in piazza a fare il tifo per te? I miei familiari e alcuni miei amici che sono venuti a vedermi. Che cosa ti hanno detto appena li hai raggiunti? I complimenti subito ovviamente mi hanno fatto e niente, io ero ancora elettrizzata, quindi neanche ci credevo, quindi era tutto un po' strano, tutto come non so, stranissimo, come un sogno quasi, davvero e invece particolare. La prima telefonata fatta ad una persona che non era lì con te? Ok, allora la prima telefonata mi ricordo che l'ho fatta a mia nonna, perché sì, magari gli altri amici potevo vederli in piazza, no, subito, e quindi la prima è stata lei, volevo dirglielo subito. E che cosa ha detto la nonna? Contenta, ovviamente contenta, poi sì, lei è contenta anche quando riesco a combinare bene università, ma anche queste cose più piacevoli, diciamo, e quindi era molto contenta. Allora, io a questo punto la mostrerei la fascia. Eccola qui la fascia, la prima indossata qui negli studi, quella di Miss Telefriuli. Siamo contenti che abbia portato bene fin qui. Naturalmente, come dicevo prima, incrociamo le dita. Che cosa ti aspetti a questo punto da questo concorso Miss Italia, che appunto per tante ragazzine e tante ragazze vuol dire tantissimo quando lo vedono dagli schermi di una televisione, poi quando ci arrivano, quando hanno la possibilità di viverlo in prima persona, raccontano normalmente di grandissime emozioni. Sì, sì, assolutamente. Io spero che sia un trampolino di lancio per qualcosa di più grande, che ancora adesso non ho idea, però qualcosa di grande che me lo sento e spero che si realizzi e niente. Quindi contentissima e speriamo bene.
Come ti preparerai ai prossimi step? Beh, sicuramente cercando di andare comunque più tranquilla possibile, ma vivendola sempre bene, quindi senza troppe ansie, però ovviamente con l'adrenalina giusta, quindi in questo modo, più un fattore mentale che appunto fisico, penso che sia meglio così. Che cosa ti ha insegnato fin qui questa esperienza? Beh, sicuramente a essere anche un po' più estroversa, a essere più confidente, diciamo, avere più confidenza con il palco e con il pubblico, ma anche con la TV appunto, perché sì, le selezioni sono state riprese e anche la finale, quindi sì, sempre tutta esperienza che è utile. Allora, un tuo sogno nel cassetto, questa è l'ultima domanda che ti faccio. Ok, allora io su queste cose sono molto... che penso che un sogno nel cassetto non si debba dire, che se no non si realizza, quindi credo molto a questa cosa e preferisco che rimanga nel cassetto. Lo custodisci con Sì, gelosia, esatto, giustamente, esatto. in quel cassetto. Naturalmente, Esatto. nel momento in cui dovesse realizzarsi questo sogno, Lo verrai dirò, qui a sì, raccontarcelo. però ce l'ho fatta, dirò anche, sì. Assolutamente. Allora, grazie a Elisa per Grazie essere a stata voi. con noi e naturalmente in bocca al lupo per le prossime Grazie, sfide, per le grazie. prossime tappe del concorso. Grazie, a ancora. presto.